Noi fra pochi minuti inizieremo ad affrontare il DDL 146 che regolamenta le attività estrattive, tra l'altro nelle more dell'approvazione del PRAE. L'anno scorso è stata approvata una legge che doveva regolamentare il consumo di suolo. All'interno di questa legge sono state, bloccate, adesso parlo in termini non precisi, le modificazioni delle zone D4, delle zone industriali, per appunto contenere il consumo di suolo e quindi dare una regolata. Da questa fissazione sono state escluse le D4 per attività estrattive proprio con la scusa che per queste c'è la regolamentazione del PRAE e quindi avrebbero avuto una legge apposita. Cosa succede però? Che fra il 2015 e adesso e anche il prossimo anno questo PRAE non c'è. E allora cosa succede? Che un'autorizzazione su una variante per un'autorizzazione per una nuova attività estrattiva piuttosto consistente, si parla di 1 milione di metri cubi, ha avuto dei problemi in fase di di approvazione, ha avuto delle prescrizioni e quindi, approfittando del fatto che non c'è una regolamentazione e in qualche modo le varianti non sostanziali sono state agevolate, o meglio, queste varianti sono diventate non sostanziali e quindi è possibile, un comune si permette di revocare una variante e riapprovarne un'altra nello stesso giorno a 2 giorni dall'inizio della discussione della legge che poi in qualche modo li avrebbe bloccati. Allora, quello che io domando appunto è se le modalità che sono state utilizzate, le procedure, le leggi e la tempistica che questa Giunta ha deciso di attuare nell'affrontare questi problemi sia coerente con il principio prefissato del consumo di suolo zero. Grazie. Risponde l'assessore Vito in sostituzione dell'assessore Santoro. Consigliera Bianchi, io le rispondo, però chiaramente appunto sulla base degli elementi che mi ha fornito la collega Santoro, una risposta un po' lunga, le chiedo un momento di pazienza per ascoltare la risposta che le andrò a leggere. La variante numero 31 del Comune di Remanzacco è stata predisposta a seguito della richiesta del Consorzio Estrazione Inerti FVG Srl, proprietaria di terreni ubicati in località Prati San Martino ed adiacente all'area dell'ex cave esaurita, di poter continuare l'attività estrattiva all'interno dello stesso ambito territoriale. Tale richiesta è stata fatta proprio dal Comune che conseguentemente ha adottato la presente variante modificando la destinazione d'uso di una parte di territorio classificato zona E 4.1 sotto ambito zona agricola di protezione dell'aria, inserendo all'interno del PRGC la zona produttiva con destinazione D4, zone per attività estrattiva. L'ambito in esame, attualmente a destinazione agricola, si trova a sud della vigente zona produttiva, tra il torrente Torre e la strada provinciale 96. Ha un'estensione di circa 22 ettari e prevede un volume di scavo pari a 1.008 metri cubi, a cui corrisponde un'escavazione di 180 metri cubi anno per 10 anni. Il Comune di Remanzacco, come detto, ha adottato la variante 31 del PRGC, con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2015, integrata con deliberazione comunale consigliare numero 40 del 21 ottobre 2015. La variante in argomento è pervenuta in forma completa al Servizio Pianificazione Territoriale il 3 novembre 2015. Sulla variante, nella fase istruttoria, sono stati tra gli altri resi i seguenti pareri che si evidenziano. Il responsabile delegato di PO del geologico ha
fornito parere favorevole ai sensi del numero 22/2015 del 1 settembre 2015 di compatibilità per le previsioni della variante numero 31 e le condizioni idrogeologiche del terreno con le seguenti precisazioni e prescrizioni. A titolo collaborativo si segnala altresì che solo a seguito di una revisione della documentazione di ulteriori approfondimenti sulla caratterizzazione della falda in sede esecutiva potrà essere determinata correttamente la profondità di scavo effettivamente realizzabile, tenendo conto che la coltivazione deve avere una profondità massima di scavo di 2 metri sopra il livello di massima esclusione della falda freatica. Deve essere verificata la non interferenza tra la massima profondità di scavo e le perdite del subalveo. Al Comune si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 1-quater della legge 35 dell'86 è vietato l'esercizio di nuove attività estrattive in area di falda acquifera e che con parere del Comitato Tecnico Regionale del dicembre del 2000 viene impostato il mantenimento del franco di 2 metri dalla massima escursione di falda. Tali limitazioni devono essere recepite nelle norme tecniche di attuazione della variante di cui si tratta. Con nota 11.230 di data 16 dicembre 2015, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ha comunicato, per quanto di competenza, in ordine alle previsioni della variante in argomento quanto segue. Questa Soprintendenza, considerato l'esercizio delle funzioni di tutela di quel decreto legislativo 42 del gennaio 2004, riscontra che presso il territorio del comune di Remanzacco, oggetto della variante numero 31, sono note evidenze archeologiche già oggetto di indagini, peraltro promosse e sostenute dall'amministrazione comunale di Remanzacco ed attualmente in corso di valorizzazione. Nonostante la VAS, allegata alla variante, che riporti che non vengono interessate aree di interesse archeologico, è noto che tutto l'areale in questione è ubicato nelle immediate adiacenze di una zona interessata da una significativa distribuzione di rinvenimenti, a suggerire l'esistenza di contesti più estesi rispetto alle aree note. Va considerato altresì che il sopra indicato, proprio nella prospettiva di una sua valorizzazione, necessita di un'adeguata area di rispetto. Nel segno di una proficua collaborazione, in considerazione di quanto sopra esposto, si chiede dunque che vengano recepite nella carta tematica dei vincoli territoriali dell'attuale PRGC le aree di interesse archeologico note, con loro puntuale perimetrazione e relativa scheda tecnica, e che vengano riportate nelle more di attuazione le aree a rischio archeologico e gli obblighi derivanti dalla presenza di suddetti vincoli comunali, al fine di una previsione di tutela nell'ambito della pianificazione territoriale. Il Consorzio Estrazioni Inerti FVG Srl ha altresì inviato in via preventiva il progetto di coltivazione della cava al servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Regione, in quanto parte dell'area ricadente in zona vincolo paesaggistico, e codesto servizio ha espresso alcune sostanziali considerazioni. Punto primo, riguardo alla delimitazione della fascia di 150 metri, ovvero del vincolo paesaggistico, originata dalla sponda sinistra del torrente Torre, in un tratto del corso d'acqua privo di argini che ne definiscano inequivocabilmente il limite, si rappresenta che l'individuazione operata dal PRGC di Remanzacco, come riportata nella documentazione del progetto di cava, origina all'interno del sistema fluviale in corrispondenza di erosioni conseguenti all'approfondimento dell'alveo, assimilando tale margine al ciglio di sponda. Ora, se per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell'alveo inciso, posto a quota più elevata, come riportato nella relazione finale del Servizio Tutela e Qualità del Paesaggio, il limite della sponda di sinistra idrografica risulta diversamente articolato rispetto alla traccia rettilinea riportata dal PRGC, coincidendo con il limite dell'area P4 del PAI del fiume Isonzo tagliamento Piave Brenta Bacchiglione. Ne deriva una fascia di vincolo paesaggistico che si spinge maggiormente all'interno dell'area di cava ed in particolare del secondo lotto. Punto secondo, poi, la modifica dei luoghi proposta dall'iniziativa manifesta un impatto che difficilmente può considerarsi compatibile con le finalità di tutela del corso d'acqua e delle sue fasce di vincolo paesaggistico, comportando il passaggio da un ambito agricolo caratterizzato da morfologia pianeggiante, aperta e variamente coltivata, ad un vano di naturale profondità, ancorché non previste sistemazioni finali tese alla ricostruzione di un sistema ambientale apparentemente più articolato rispetto all'esistenza. Permarrà infatti la vasta ed estranea alterazione morfologica, non essendo ipotizzabile un suo ripristino a quota di campagna. Ne consegue che nei sopra richiamati limiti della fascia entro la quale va esercitata tutela paesaggistica non potrà ritenersi compatibile l'impianto in argomento che, prescindendo dalle valutazioni in ordine ad altre competenze, andrà adeguatamente ridimensionato.
Nello svolgere l'esame istruttorio, il servizio pianificazione ha riscontrato, oltre al mancato recepimento nella variante di tutti i parametri sopra riportati, anche alcune carenze in ordine alla rappresentazione strutturale ed all'accertamento della compatibilità urbanistica del sito proposto per la zona D4, in relazione alla dimostrazione del fabbisogno, della localizzazione del sito, quale più idonea all'apertura della cava e all'analisi viabilistica e del traffico indotto. Oltre alle suddette mancanze, il servizio pianificazione ha riscontrato che a seguito dell'approvazione della variante 32 del PRGC, una parte del sito proposto per l'apertura della cava rientrava all'interno del parco stesso. Il parco comunale è stato approvato a seguito di 2 delibera del Consiglio Comunale del 2015 e decreto del Presidente della Regione dell'ottobre 2015. Posto che, ai sensi dell'articolo 1, come 1 quater della legge 35, all'interno dei parchi comunali è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, il servizio pianificazione ha chiesto al Comune chiarimenti in merito. Il Comune di Remanzacco ha quindi chiesto, con una nota del 9 febbraio 2016, di sospendere il procedimento relativo alla variante 31, in attesa degli opportuni accertamenti. In data 22 giugno 2016, in un incontro tra il Comune di Remanzacco e lo scrivente servizio, il Comune stesso ha comunicato l'intenzione di provvedere alla revoca della variante numero 31 e alla contestuale adozione della variante 31 bis, riperimetrando il sito proposto per l'apertura della cava, posizionandolo all'esterno del Parco Comunale del Torre del Malina. Per la suddetta variante urbanistica, qualora già adottata dal Consiglio Comunale, si precisa che continuano a trovare applicazione le norme procedurali di sempre, non essendo intervenuta alcuna nuova disposizione che possa giustificare modalità istruttorie diverse. A questo livello, nei riguardi di questo settore, non sono infatti intervenute innovazioni legislative né nuovi criteri localizzativi o dimensionali. L'aspetto programmatico del settore cave, come pure il livello dimensionale dell'intervento proposto con la variante, non ritrovano tutt'oggi nelle more del PRAE un quadro di riferimento e di confronto diverso rispetto a quello già in uso da tempo e non possono pertanto che essere verificati sulla base degli usuali criteri di inserimento urbanistico, paesaggistico e di difesa dal rischio e dalle appurate condizioni di sostenibilità in sede di VAS. In relazione alla coerenza della previsione della nuova zona D4 con le disposizioni della legge regionale 21 del 2015 si evidenzia quanto segue e vado a concludere. Le disposizioni dell'articolo 4, prima lettera A, della suddetta legge pongono un limite di soglia puramente amministrativo che distingue la procedura per le varianti di livello comunale dalle varianti cosiddette sostanziali che seguono l'iter più complesso previsto dal 63 bis e l'inapplicabilità del 63 quinques, sempre della legge 5 del 2007, alle zone D4 deriva dal fatto che la fattispecie sta trovando regolamentazione nell'ambito della nuova legge delle attività estrattive e quindi in una disciplina speciale. Consigliera Bianchi può replicare. Leggo la domanda. Ciò premesso, interrogo la Giunta per sapere se l'attività pianificatoria descritta sia coerente con gli obiettivi e principi sanciti dalle leggi regionali in materia di consumo di suolo e dall'approvando DDL 140.